Inflatable pool full of dad's hot air. Well, I was 3 years old, splashing everywhere, and so began my love affair with water. On the riverbank with all my friends, a big old rope tied to a limb, and you're a big old wuss if you don't jump in the water. Yeah, when that sun starts to beat down, you don't know what to do. Grab your swimming trunks, I set that old igloo dry until the night turns blue. Daytona Beach on spring break, 18 girls up on stage, white t-shirts about to be sprayed with water. Oh, let her go. And when that summer sun starts to beat down, you don't know what to do. Just go grab someone, gonna see a bathing suit and drive until the night turns blue. Stay right there when the daylight's gone. Play truth or dare, and it won't take long for you and her got nothing on but water. All you really need this time of year is a pair of shades and ice cold beer and a place to sit somewhere near water. Bentornati in Giappone, eccoci ad Osaka, l'ultima destinazione di questo viaggio. Ho scoperto che tra i turisti ci sono opinioni contrastanti su Osaka. Molti dicono che è una città che non vale la pena visitare, che bastano 1 o 2 giorni, altri invece che la preferiscono a Kyoto o a Tokyo. Personalmente preferisco Kyoto, anche perché ho trovato poche cose da vedere ad Osaka. È proprio una città, non come Kyoto che ti trasmette questo contatto con la natura e la cultura. Sicuramente però è imperdibile il castello di Osaka. Vedete quella pietra gigantesca lì dietro? L'hanno trascinata delle persone da più di 200 km di distanza e noi che andiamo a fare la spesa in macchina. Un'altra cosa per cui Osaka è famosa in tutto il Giappone è il suo cibo. E nei ristoranti di udon è impossibile non sentire un bel un po' da tutti i tavoli. E per loro questa non è assolutamente maleducazione. Un'altra cosa fondamentale da fare ad Osaka è imitare il famoso cartellone dell'atleta. Proprio questo. Pensate che è lì dal 1935. E poi non si può saltare una visita agli Universal Studios. Non entriamo dentro però perché costa circa 67 euro. E a parte il costo, servirebbe almeno una giornata intera per visitare il parco. Però anche da fuori merita veramente una visita. La cosa che più ha affascinato Milio Mille Miglia è la colonna sonora. Infatti da dei potenti altoparlanti escono le musiche dei film Universal, quelli che lui tanto ama.
E in questo clima serale di luce e colori siamo tornati all'esterno dell'aquarium. Il che ha creato uno stato d'animo perfetto per l'ultima cena in Giappone. Tra l'altro è il primo ristorante di sushi a nastro che Emilio Mille Miglia abbia provato. Un ultimo sorbetto al melone e via che si vola. Siamo giunti al termine di questa avventura. A breve vi racconterò quale sarà la prossima, ma intanto un saluto dal Giappone e un grande abbraccio. E mi raccomando, passate un bel Capodanno! Ciao!